Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta nella cornice del Museo regionale della bonifica di Cavendramin nel comune di Taglio di Po. Presentazione di sostenibilità, sviluppo ed equità sociale, il ruolo della banca di credito cooperativo. Redazione dei protagonisti di Banca Adria e Colli Eugani Credito Cooperativo con la presentazione della progettualità della banca a favore dello sviluppo sostenibile del territorio. Un focus sul ruolo economico della banca nel territorio a favore di famiglie e piccole imprese. Parlare dei 17 pilastri della sostenibilità, rileggendoli, guardandoli uno a uno pensa e dice: ma questo lavoro qua noi l'abbiamo sempre fatto, combattere la fame, sostenere l'economia, sostenere lo studio, sostenere la formazione, sostenere l'acqua pulita, risparmiare l'acqua, partnership per obiettivi, eccetera. L'abbiamo sempre fatto. Ha ragione il dottor Karpelskovic, ogni tanto sbaglio il nome, porco pazienza, che dice, come ha detto prima, sì, noi non ci siamo resi conto, ma da 130 anni facciamo questa cosa qua. Ma allora, quando 3 anni fa ci è stato chiesto di buttare giù la prima relazione di NF, uno dice: mamma mia, cosa devo scrivere qua? Cosa dobbiamo scrivere? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto servizio al territorio, abbiamo fatto un sacco di attività e facciamo un sacco di attività che forse non ci rendiamo neanche conto. I colleghi, ogni tanto lo nomino, i colleghi che mi ascoltano, tanto titolari che sono presenti, dico: il negozio piccolo, il negozio di scarpe piccolo, serve perché se lo voglio comprare su Amazon vado a vederle lì, faccio la foto del codice a barra, me le provo, va bene, e dopo le compro su Amazon perché costano meno. Ma finché c'è il negozio piccolo però. Dopodiché, quando il negozio piccolo avrà chiuso, dove vado? Le compro, le restituisco, ne ricompro un altro paio, le restituisco, oppure ci troviamo in 30 con 27 paia di scarpe tutti uguali. Non è forse questo che vogliamo? Perché? Perché ci sono molte cose, e qui dico globalizzazione, che ci fanno rendere quasi tutti uguali, che è esattamente il contrario di sostenere i 17 pilastri ESG. Esattamente il contrario. Quindi far crescere l'economia locale, sostenere la formazione, lo studio, le disuguaglianze, il profitto contenuto, eccetera. Ed è esattamente il contrario. Allora, la banca di credito cooperativo cosa fa? La banca di credito cooperativo, secondo me, i clienti e i soci si accorgono che quello che faceva quando non ci sarà più, quando magari l'avranno fatta morire di regole, morire di regolamenti, morire di attività da fare, che viene paragonata alle banche grandi, che deve assimilarsi alle banche grandi. Però noi facciamo tutta una serie di attività che è di una eccellenza importantissima. Attività che abbiamo fatto, per non dilungarmi, che abbiamo fatto, mi viene in mente il 2019, c'è stata nel delta del Po una mareggiata, una tromba d'aria che ha distrutto, pronti subito un plafond per sostenere le cavane, per ricostruire, per gli agricoltori che non fossero raccolto, eccetera. Nel 2020 la stessa cosa, nel 2021 la stessa cosa, diversamente, nel 2022 la siccità. Nel 2022 abbiamo fatto l'iniziativa per gli albergatori, per l'energia elettrica, il gas, i costi che sono aumentati. L'anno scorso l'abbiamo fatta esattamente uguale, plafond, in collaborazione con Fidimpresa e Turismo per sostenere le attività. Allora, il fatto che noi abbiamo
un cliente, un socio che lavora con noi e che ogni volta che c'è un problema sa che può contare su di noi, questa è una cosa importantissima. Non è detto poi che venga da noi a chiedere, non è detto che utilizzi quello che noi gli mettiamo a disposizione, però sa perfettamente che quando ha necessità può contare su di noi. Guardate che questa cosa, questa collaborazione, questo supporto è eccezionale. Provate a pensare a un imprenditore che ha dei problemi e non sa dove sbattere il naso, solo anche di tipo psicologico. Qui i numeri e la qualità fa la differenza. In questi anni difficili, perché le banche si sono dimezzate in questi 3 anni, ma la crescita che ha avuto questo gruppo è stato veramente importante ed ha portato il gruppo Cassa Centrale Banca con le 69 banche ai vertici dei gruppi europei, quello che nessuno poteva sognare, e questa è una realtà. Adesso in questi prossimi 3 anni dovremo costruire e andare a recuperare alcune cose che creavano dei mal di pancia. Guardo i miei consiglieri, che ringrazio, 3/4 del consiglio di amministrazione è qui. Quando noi ricevevamo dei percorsi o delle direttive o dei regolamenti, in qualche modo erano impattanti anche il nostro modo di pensare e di pensare al credito cooperativo, una banca del territorio. Oggi si sta recuperando quella parte che in qualche modo in questi anni è stata tralasciata, proprio perché siamo diversi per natura. Questo è assolutamente importante, che ce lo ricordiamo e che ce lo mettiamo anche a fregio della giacca, perché questo è quello che ci distingue e ci dà orgoglio. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo, e se oggi siamo qui a distanza bancaria, o meglio Santa Maria Assunta è nata l'11 gennaio 1896 ed è ancora qui insieme, dopo aver unito altre 5 casse rurali, e sono ancora protagoniste di questo territorio, perché alla fine noi qui siamo i veri protagonisti, indiscussi su tutto, e su questo non ce lo può togliere nessuno. È chiaro che io dico il bicchiere, però dobbiamo riempirlo ancora un po' di più, ogni giorno una sticella che si alza, però partiamo da un risultato assolutamente importante che tutti ci invidiano. Però quel risultato importante di numeri deve essere anche ancora più ricco di qualità, e su questo dovremmo impegnarsi ancora di più nei prossimi anni, perché mi ha fatto piacere quando ho sentito Federcasse, il presidente, che è venuto e ha detto: riscopriamo il valore del credito cooperativo. Finalmente dico, ok, ma noi siamo quelli, chi è che volevamo cimentare di essere? Quello che non possiamo essere, c'è da fare. E quindi anche in questi valori della sostenibilità noi ci siamo, li dovremo ribadire, li dovremo urlare,